Sociale e futuro sono i due assi su cui il Partito Democratico in Regione Veneto proporrà almeno 300 emendamenti nel cammino verso la discussione in aula del bilancio regionale 2023. A partire da questi due temi noi lanciamo alla maggioranza un messaggio forte oggi, cioè dicendo discutiamone, mettiamoci al tavolo. Avevamo colto positivamente l'idea che finalmente si potesse discutere sul fronte dell'addizionale, sulla possibilità di aiutare il Veneto in questo momento di difficoltà. Ci ha stupito la retromarcia, o meglio la mezza retromarcia, perché non si è mai capito bene quale fosse l'autentica posizione da parte di Zaia e della sua giunta. La manovra emendativa del PD vale 200 milioni di euro e abbraccia 6 diversi fronti, iniziando dai sostegni contro il caro bollette. 50 milioni di euro finalizzati ad aiutare le famiglie attraverso naturalmente i servizi sociali dei comuni per aiutarli a far fronte alle spese relative alle bollette del metano, dell'energia elettrica, ma anche al riscaldamento, quindi pellet, legna e gasolio da riscaldamento. Un altro emendamento riguarda l'aumento di risorse per l'integrazione del fondo regionale per la non autosufficienza. Noi proponiamo un aumento pari a 30 milioni per quanto riguarda il fondo della non autosufficienza, che aveva avuto un aumento a luglio e che aveva portato le impegnative dal 75% all'87%. Noi con questo aumento cerchiamo di coprire tutto quello che è il fabbisogno esistente. Misure urgenti anche per dare risposta alla costante carenza di medici di medicina generale. Noi chiediamo il supporto a quello che comunque già la Regione in piccola parte aveva già adottato, ma non reso strutturale, di aumentare i fondi, quindi di inserire nel bilancio 10 milioni destinati all'integrazione dell'indennità per avere un supporto amministrativo, però che diventi strutturale. Le modifiche del PNRR impongono per il PD adeguamenti ai fondi per il diritto allo studio. Cioè la necessità che la Regione trovi le risorse necessarie per garantire il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti che ne hanno merito e che ne hanno bisogno, e cioè che garantisca quello che è definito un LEP, un livello essenziale di prestazione. Sempre per gli studenti un ulteriore emendamento che faciliti la scelta di raggiungere la scuola con i mezzi pubblici. Una campagna di trasporto pubblico locale per tutti quanti gli under 14 e invece con una gratuità o una forma di sconto, dipende dopo dal reddito ISEE, che potrebbe essere sostanzialmente intorno ai 30.000 euro annui per gli studenti e i lavoratori under 19.